Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova live di Reni Retro 12 febbraio 2026 giovedì. Siamo quasi, beh no, diciamo che ci avviciniamo proprio durante il weekend, il prossimo weekend staremo già a metà febbraio, eh. Sono le ore 11:45, quindi iniziamo sempre come al mio solito di questo giovedì piovoso, ennesimo giovedì piovoso. Qui a Roma continua a piovere e non c'è praticamente un giorno che non fa qualche goccia di pioggia, anche poca, magari come ieri che è piovuto poco, però diciamo piove sempre tutti i giorni. Oggi in questo momento vedo dalla finestra che non sta piovendo, ma fino a 10 minuti fa continuava a piovere. Magari non è una pioggia di quelle che allagano, torrenziali, che diciamo buttano giù tanta acqua in un breve lasso di tempo, però è una pioggia continua che magari dà anche più fastidio in alcuni casi. Quindi salve a tutti, benvenuti. Che cosa dobbiamo fare oggi durante questa live? Come avete visto anche dal titolo della live, diciamo, dall'immagine che io metto sempre qui al lato, dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di un'altra rivista, di un'ennesima rivista, l'avevo detto anche nella mia ultima live. Dobbiamo sfogliare Retro Gamer numero 4, che è l'ultimo numero di Retro Gamer che trovate ancora attualmente in edicola. L'ho preso un paio di settimane fa, Eccolo qua, ve lo faccio vedere, questa è la copertina. Retro Gamer numero 4. Questa è la quarta di copertina. Come sapete io ci tengo sempre alle quarte di copertina perché per me sono molto importanti. Allora, prima di iniziare subito questa live e iniziare subito a sfogliare questa rivista, volevo dirvi che non faremo solo uno sfogliamo insieme, ma faremo anche un unboxing. Voi non potete vederlo, ma qui al lato da me, a questo lato, c'è una scatola, ok? Questa scatola ce l'ho da un paio di settimane ed è arrivato il momento di fare l'unboxing anche di questa scatola di Amazon, anche perché sennò si va troppo in là. Cioè, effettivamente tenere queste scatole che poi ingombrano un sacco diventa un po' problematico. Quindi faremo diciamo, l'unboxing di questa scatola e faremo contemporaneamente, magari quando arriviamo a metà dello sfogliamo insieme di questa rivista Retro Gamer numero 4, di cui trovate il link per l'acquisto su Amazon in descrizione e trovate anche il link, non lo andate a vedere magari perché sennò vi spoilerate cosa contiene la scatola, però diciamo c'è il link per acquistare anche ciò che contiene questa scatola, diciamo, questo acquisto fatto su Amazon. E niente, Retro Gamer, trovate il link sotto. Questo è il numero 4 di questa rivista, sempre editata da Sprea. Faccio sempre una precisazione: io queste riviste le compro, le pago, le prendo dal mio edicolante di fiducia, Raffaele, che saluto. E niente, praticamente il fatto che siano tutte Sprea è perché Sprea riesce ad andare in edicola, però spesso mi avete visto fare anche lo sfogliamo insieme di Zap, dell'Irons di Vigevano, di Zap Rain e anche di altre riviste, per carità, che non sono distribuite da Sprea Editori o da Sprea Comics. Ok? Quindi io ripeto, non sono diciamo video sponsorizzati questi, lo sfogliamo insieme me lo sono inventato proprio perché mi piace sfogliare in live delle riviste che possono risultare di pubblico interesse, magari di quelli che hanno la mia età o poco meno, insomma, vabbè che adesso Mario ancora cavalca la scena, perché sia Mario che altri personaggi iconici, per esempio della Nintendo. Qui abbiamo visto l'altra volta, abbiamo fatto lo sfogliamo insieme del grande libro Nintendo, quindi diciamo che lo conoscono un po' tutti, voi anche per Super Mario Kart che ha avuto tantissimo successo, ma anche per tutti gli altri giochi ispirati da questo personaggio e con questo personaggio come protagonista. Allora, ovviamente in questa rivista non si parlerà praticamente solo di Mario,
ma anche qui c'è un bellissimo bollino che ci ricorda un altro gioco iconico che è Resident Evil. Allora, da Resident Evil poi hanno fatto anche una serie molto lunga di film, ok? Che ovviamente l'argomento trattato siamo ai limiti dell'horror, diciamo, come film. Allora, la quarta di copertina, come vedete, ve l'ho fatta già vedere, molto molto curata anche la quarta di copertina con queste immagini anche molto più grandi, ok? E sotto scritto ovviamente la leggenda di Betty Ryan, Lost in Translation, tutto quello che contiene questa rivista, Homebrew, Konami a 16 bit, il meglio di Elite System, e insomma tutto quello che Sonic the Hedgehog 2, e vabbè. E poi quindi adesso possiamo iniziare a vedere cosa contiene questa rivista. Allora, ovviamente si parte da una parte con una pubblicità ad un'altra rivista edita sempre da Sprea Editori, che è Anime Cult, no? Anime Cult, mi sembra che l'abbiamo già fatto, lo sfogliamo insieme di questo Anime Cult, molto molto bello, e qui c'è l'editoriale di questa rivista, di questo numero di Retro Gamer, ok? Allora, ed ecco tutto l'editoriale Mito per caso, si riferisce ovviamente a Mario, Mario, Luigi, eccetera. Allora, qui ovviamente vi invito a fare gli abbonamenti anche ad Anime Cult, tramite il sito di Sprea potrete fare anche gli abbonamenti anche a questa rivista Retro Gamer, però io, se voi avete ancora, perché per esempio qui a Morena ce ne abbiamo una sola di edicola, a Ciampino, già come si passa a Ciampino, ce ne sono già due tra Viale Kennedy e l'altra strada che è il prolungamento di Via dei 7 metri, praticamente ce n'è un'altra, quindi stanno quasi a 500 metri l'una dall'altra, però ci sono due in uno stretto molto vicino l'una all'altra. Se potete aiutate gli edicolanti e andate ad acquistare, magari la pagate un po' di più, però andate dagli edicolanti a comprare questa rivista e a chiedere magari di mettervele da parte come faccio io, e così contribuirete, diciamo, diciamo, a non far chiudere le poche edicole rimaste, perché io ho visto, per esempio, ieri sono passato a Via Antonio Ciamarra, Cinecittà Est per chi è di Roma, lì c'è un'altra edicola che è chiusa, abbandonata già da qualche tempo. Ed fa tristezza vedere queste edicole che purtroppo non ce l'hanno fatta. E il bello è che nessun altro se le è comprate. Noi stesso qui su via dei 7 metri abbiamo un'edicola che era diventata l'edicolé, che è chiusa da anni abbandonata. Diciamo che il quartiere Morena ha usato due vetrine angolari per metterci lo scambio libri, quindi hanno praticamente, le lasciano aperte le ante, sono due antine molto sottili, e dentro ci vengono messi i libri che sono a disposizione della comunità del quartiere. Chi prende un libro, se può ne mette un altro, se no lo prende e basta. E devo dire che c'è un notevole scambio di questi libri anche tramite queste due vetrine di questa edicola chiusa. Ovviamente l'edicola è proprietà privata e quindi non si può aprire, però queste due vetrine sono state aperte e sono state lasciate aperte anche perché erano vuote, non c'era niente in vetrina, e quindi è stato possibile, diciamo, aprire queste due vetrine, lasciarle aperte e farci mettere agli abitanti del quartiere le riviste o i libri che vogliono scambiare con la comunità. E quindi magari qualcuno che ha una rivista che non usa la mette lì dentro e ne prende una che magari gli interessa. Ed è una bella iniziativa. Questa iniziativa si trova anche presso diversi bar, diciamo, a chi si presta di condividere questo materiale cartaceo. Posso nominare per esempio su via di Torre Morena c'è il bar La Torre che utilizza fare questa cosa di condividere dei libri con la comunità. Quindi se state vicino ad aspettare il vostro turno alle poste di via di Torre Morena, andatevi a prendere un caffè o un cappuccino al bar La Torre e lì troverete dei libri che potrete prelevare anche senza lasciarne un altro, anche se è meglio,
per mantenere sempre un buon numero di libri, quindi una scelta più varia, di lasciare anche un proprio libro, lasciarlo a disposizione della comunità e prenderne un altro. Ok? Detto questo, andiamo avanti. Qui c'è il sommario, due belle pagine dedicate al sommario di questa rivista, ripetiamo, Retro Gamer numero 4, Mario, la leggenda di Mario. Ok? E qui c'è ovviamente questa immagine, la metto un po' a tutto schermo, che su uno schermo come il Commodore 1084S con sotto un VIC-20 sembra quasi stranissimo vedere un'immagine del genere su quello che dovrebbe essere uno schermo in tubo catodico e un computer con una risoluzione veramente molto 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 bassa. Ok? Quindi andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Ritorno al passato. I giochi di gennaio e febbraio 2009. Ok, come vedete anche il 2009 oramai è considerato passato, roba che per me il passato veramente è fino, come ho sempre detto, al 31/12/1999. Per me tutto quello che è successivo al 1° gennaio 2000 è tutto futuro, ok? Quindi diciamo io considero passato tutto ciò che precede il 31 dicembre 99. Ok, e qui si parla un po' di giochi iconici che li vedo qui, classifiche per l'Xbox 360. All'epoca andava molto forte l'Xbox 360, andava la PSP, nel 2009 stiamo parlando, ancora, ovviamente come ho detto sempre, tra l'altro ho comprato il televisore nuovo, mi sa che già l'ho detto in un'altra live, e questo televisore ovviamente non aveva entrate video composite, né SCART né col segnale YCVBS, e quindi ho dovuto prendere un adattatore da videocomposito a HDMI perché questo OLED TV della Samsung ha diversi HDMI come ingressi, ma non aveva altri ingressi diversi. Quindi con un adattatore sono riuscito ad attaccare quella che è la Wii, che nel 2009 ancora la faceva da padrone. Ok? Poi c'era la PSP, la PS3 e l'Xbox 360, che anche quella ce l'ho lì, però c'ha diciamo, il cassettino del lettore DVD bloccato. Quindi devo smontarla un'altra volta da lì vicino al televisore, che non è neanche facile staccare i cavi, eccetera, metterla sul tavolo, smontarla e andare a vedere che sicuramente o c'è una cinghia o c'è qualche altra cosa che impedisce al carrello dove vanno i DVD di aprirsi. Quindi devo prendere un po' di tempo e smontare questa Xbox 360 e vedere che gli è successo, insomma. Comunque andavano forti queste console, parliamo di gennaio e febbraio 2009. Andiamo avanti. Possible Mission, quindi missione possibile. Dopo mesi di frustrazione raggiunsi finalmente la grande porta e di qua c'è la campagna abbonamenti a Retro Gamer. Io ripeto, se potete andate dagli edicolanti a prendere questa rivista. Vedete? Qui ci sono le offerte, 49,90 col 35% di sconto, e se volete fare l'abbonamento vi faccio vedere, questo è il numero di telefono, WhatsApp, sprea.it/retrogamer, e poi ce la compagna la email, abbonamenti@sprea.it, e vi lascio anche in grande il QR code, magari sparaflesciate il QR code col cellulare e vi potete abbonare. Comunque il mio consiglio è sempre prendetela in edicola. Racketeer DX. Vabbè, io questo non lo so pronunciare bene, mi si impiccia la lingua e quindi non lo so pronunciare bene. Guardate, il titolo è questo qua. Ok? E questa è la rivista. Allora, vediamo qualcuno che ha scritto.
Allora, buongiorno. Che senso, occhiali, chi ce legge qua? Aspettate, Ah, Michele! Ciao Michele, benvenuto. Io purtroppo da quando diciamo non mi funziona più Restream Chat, non so più come fare per leggere la chat. Quindi la leggo dal cellulare e ci sono diciamo dei problemi anche perché qui i cellulari, quanto li amo io, che sono scritti piccoli piccoli. Ma adesso questo qua io tra l'altro ce l'ho in batteria e non lo posso mettere neanche troppo luminoso. Quindi ciao Michele, benvenuto. Andiamo avanti. Virtual Boy Wario Land. Mamma mia, che il Virtual Boy era uno spettacolo, era tutto rosso. Quindi vedete che adesso qui con i riflessi non so se ve lo renderò bene. Vediamo, voglio restare un attimo fino a che non mi compare pure sulla televisione. Ammazza che ritardo che c'è tra quello che trasmetto e quando viene messo in onda. Ci stanno 10 secondi di ritardo. Mamma mia. Vabbè, troppo. Eh, no, vabbè, se vedeva bene, dai, dai. Dai, dai. Io perché qua vedo molto male. Oh, la magia di Mario. Dalla sua prima apparizione come Jumpman in Donkey Kong, l'iconica superstar di Nintendo continua a far divertire generazioni di giocatori. Abbiamo chiesto a dei veterani dell'industria il perché del fascino senza tempo di Mario. Ok? E questo è tutto un articolo dedicato ovviamente al personaggio il cui nome è tutto colorato e noi siamo abituati oramai a vedere il logo di Mario proprio così, ok? Questo è il logo di Mario a cui siamo abituati, vedete tutto colorato? E infatti qui ovviamente io ho fatto anche un calendario 2026 dedicato a Mario, a Super Mario Bros, dove c'è anche Luigi. È una pagina perché io ho fatto tutti i calendari quest'anno di una sola pagina, di una singola pagina, con tutti e 12 mesi in una sola pagina. E potete andare a cercare proprio quello di Mario, ci sono Mario e Luigi, e sono messi in un modo un po' particolare, Mario al posto di Luigi, con uno accanto all'altro. Ci ho perso un po' di tempo a fare quel calendario. Se volete trovate il link diciamo, in un video dedicato proprio ai calendari 2026, lo trovate in mezzo ai miei video, quindi sul canale YouTube, e lì c'è il link per andare a scaricare i miei calendari e poi magari ve lo potete stampare tranquillamente fino al formato A3, perché io l'ho lavorati in A3, quindi fino al formato A3 vengono stampati con una risoluzione molto molto buona. Più grande dell'A3 si possono sgranare, in A4 invece vengono proprio perfetti. Se andate in un posto o avete una stampante laser A3 viene proprio perfetta la stampa in A3 e in A4. Ok? Eroe epico. Eroe epico. Addirittura eroe epico. Super Mario. E qui lo vediamo con Donkey Kong. Ovviamente la sua nascita la deve a Donkey Kong. Poi design divino. Design divino. Ma pure era la giocabilità, secondo me lì Super Mario, poi soprattutto ecco quello là che uscì sul Game Boy, eh, c'era la giocabilità, era un bellissimo platform, è un bellissimo platform, perché è tutto questo che vi faccio vedere su queste riviste ancora esiste, ancora è giocabile, sia in emulazione sia sulle macchine originali dell'epoca, sulle console originali dell'epoca, quindi diciamo ha una giocabilità che vabbè, ci sono altri giochi che hanno altrettanta giocabilità, però diciamo ne ha decretato il successo anche la giocabilità. Meccaniche meravigliose. Super Mario è qualcosa anche perché poi avendo diciamo, introdotto tanti altri personaggi nel mondo Nintendo, diciamo Super Mario ha anche questo come punto di forza di aver introdotto
nel mondo Nintendo e quindi nel mondo gaming e retro gaming tanti personaggi, quindi, che poi sono diventati iconici, il funghetto, tanti altri. Poi quando arrivò il 3D già con la PlayStation 1, già con la PlayStation 1, però ovviamente quello Mario era di Nintendo, però ispirò diversi giochi in 3D anche per la PlayStation 1. Io uno su tutti mi sembra di ricordare che prese un po' molto simile al gioco di 3D di Mario, era Spyro the Dragon, insomma il draghetto. Ce ne sono stati tanti e con il 3D diciamo Mario divenne anche più famoso, si diffuse ancora di più con l'avvento del 3D. Suoni sublimi e ovviamente senza nulla togliere poi alle ottime colonne sonore generate anche semplicemente con un beeper su delle console portatili come poteva essere ecco il Nintendo DS e questi giochetti. Eh, Tra l'altro anche nei Game Watch già c'era Mario, non ce lo scordiamo, Nintendo Game Watch. Quindi suoni sublimi, varia varietà, guarda che scelta di termini, varia varietà e ovviamente qui non si poteva non parlare, ovviamente qui, di queste due riviste, io le ho tutte e due, mi sembra che ho fatto già lo sfogliamo insieme di queste due riviste che vedete qua, ok? Una ce l'ho proprio qui, eccola qui, eccola, questa è una delle due. L'altra ce l'ho di là, vedete? Questo è Nintendo, dedicato totalmente a Nintendo, ed è quella di sopra e quella sotto è Anime Cult Retro Gamer numero 3 Mario. Vedete, questo è uno speciale di Anime Cult dedicato a Mario. Ok? E quindi vediamo che Sprea ha dedicato parecchie riviste sia alla Nintendo che al personaggio di Mario. Allora, oltre i limiti, Kikyu, Kaiu, Ganzas. Vabbè, questo non riuscirò mai a pronunciare bene. Vi faccio vedere il titolo perché vedete, questo ricorda molto il Nintendo DS che aveva lo sfondo verde e ovviamente tutte le animazioni sulla console erano nere e quindi era tutto diciamo bicolore, però, però era il nero su sfondo verde. Altra trovata per non fare bianco e nero, quindi invece che scegliere uno sfondo bianco, viene scelto uno sfondo verde. Ok, dietro le quinte di Red Faction. Eccoci qua. Dietro le quinte di Red Faction. Bellissima anche questa rivista, pienissima di contenuti, ma proprio piena, ma Sprea ci ha abituato, per quanto io dico sempre diciamo, il difetto grandissimo di queste riviste è il prezzo esagerato, ok? Di queste riviste. Capisco che ci sono delle spese da affrontare, eccetera, però per il resto sono realizzate in maniera eccezionale, cioè l'impaginazione è fatta bene, le scritte sono sempre ben contrastate, quindi ottimamente leggibili, non so se si può dire ottimamente, però lo dico lo stesso. Qui oltre Marte, Red Faction 2, Red Faction Guerrilla, Red Faction Armageddon, vabbè, quindi e quindi tanto di cappello. Ok, qui c'è un'altra, la pubblicità è un'altra rivista che questa volta io questa non l'ho comprata perché non mi interessavano i poster. Oh, Clax, qui si parla momenti mitici Clax. Ok, guardate,
ecco, vedete un'altra pagina. Ovviamente diverse pagine sono dedicate alla pubblicità per vendere le altre riviste, perché purtroppo per mantenere il prezzo basso l'unica maniera è vendere tanto, però purtroppo ne sono state vendute molto poche di queste riviste, forse molto meno di quelle che Sprea stesso si aspettava, e quindi mettono tanta pubblicità ai loro stessi prodotti sulle loro stesse riviste, in modo da invogliare uno che legge una rivista a comprare magari una rivista diversa, sempre distribuita da loro. Ok, e questo è Locandine degli anni 80 e 90, ed è una, diciamo, una rivista che contiene tanti poster. Ecco, qui vediamo quello di Okuto no Ken, per citarne uno, Pat Labor, Lamu, Rocky Joe, ce ne stanno tanti, dai. Galaxy Express 999, oh, tributo a Bizarre Creation. Vedete? Bene, andiamo avanti, tra un po' ci fermiamo e facciamo l'unboxing, Guardate che belle queste pagine. Purtroppo io, come vi ho sempre detto, le sfoglio insieme a voi queste riviste, sarebbero da leggere anche, ma poi la live viene troppo lunga, e quindi mi fa piacere farvi vedere le pagine in modo che voi scegliete se acquistare o meno questa rivista, piuttosto che mettermi poi a parlare di tutto quello che contiene. Molte cose, io sono molto sincero, non le conosco, magari non le ho vissute, perché sfido chiunque ad aver vissuto e ad aver visto tutto quello che viene narrato e spiegato in queste ottime riviste. Questa è solo una delle tante che escono, anche gratuite, per carità, sul web se ne trovano tante, e io faccio tutti i complimenti a tutti quelli, tutti quanti quelli che ancora oggi nel 2026 dedicano il loro tempo a creare una rivista, sia essa solo virtuale, quindi come PDF, come ebook su internet, sia essa una rivista fisica, come nel caso, ecco, di queste riviste Sprea, o nel caso di Zap, e ce ne sono tante altre, ne ho citate soltanto due, ma ce ne sono tante altre che ancora escono, diciamo, fisicamente, e possono essere acquistate online o in edicola, per poi averle tra le mani e sfogliarle proprio fisicamente, quindi non soltanto virtualmente. Andiamo avanti, altre due pagine, vedete? Quindi questi video che io faccio sono dedicati principalmente a illustrarvi la rivista. Oh, i preferiti di Retro Gamer, Konami a 16 bit, 10 capolavori dell'era Super Nintendo e Mega Drive. Bellissimo il colore con cui hanno fatto la scritta del titolo, questo rosa fucsia. Ok, perfetto. Allora io direi che sì, ci fermiamo un attimo con questa pagina e andiamo a fare l'unboxing di ciò che contiene. Opla, stavo per far cadere il telecomando. Allora, fedelissimo coltellino rosso, andiamo a prendere questa scatolona, eccola, ok, questa scatolona, il baffo di Amazon deve sempre sorridere, ok. Allora magari mi metto un po' più dietro così mi vedete un po' meglio, eccoci qua, no, mi devo mettere così, ok. Andiamo a ok, di qua stessa cosa, ok, ta. Allora, così, così,
mamma mia, non li usano più i portavinili. Allora, come ovviamente avrete immaginato, si tratta di un vinile, o meglio di un doppio vinile. Il re del pop è uscito da poco, lo trovate ancora, mi sa, ovunque. Ho messo anche il link in descrizione di questa live. Questo doppio LP di Michael Jackson, doppio vinile rosso. Opla. Eccolo qua, Solid Red, doppio vinile rosso, Michael Jackson Number Ones. E qui andiamo a vedere, ravvicinate le tracce. Le voglio andare a leggere insieme a voi, tanto ho visto che sono scritte gigantesche, quindi perdiamo un attimo di tempo. Don't stop till you get enough. Don't stop till you get enough. Rock with you, Billie Jean, Beat It e Thriller. Ben 5 brani al lato A del primo disco. Human Nature, I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel e Dirty Diana. Altre 5 tracce al lato B del primo vinile. Poi sul secondo vinile, lato A, abbiamo Smooth Criminal, Black or White, You Are Not Alone e Earth Song. Quindi ben 4 brani lato A del secondo disco. E Blood on the Dance Floor, You Rock Me Wild, no, You Rock My World. Forse quella è un'altra canzone. Quindi You Rock My World, Break of Dawn e One More Chance. E altri 4 brani quindi al lato B del secondo disco. Allora, cosa voglio dire di questo LP? Allora, sicuramente contiene una canzone che per me mi ricorda tanto un giorno noi eravamo a scuola durante una lezione di inglese e diciamo sto vedendo che ha sfarfallato un po' il video, ma vedo che CPU 18% sta bene, fps 25, kilobyte 2003, non ci sono problemi. Allora, stavo dicendo, ero a scuola, mi sembra alle medie, la maestra, la professoressa di inglese portò il registratore, un registratore portatile, e c'era dentro una cassetta e disse adesso facciamo una cosa diversa, perciò mi rimase un po' impresso. Dice, voi dovete ascoltare una canzone e dovete scrivere le parole che capite. Questa canzone che ci fece ascoltare era I Just Can't Stop Loving You di Michael Jackson, di cui noi avevamo 2 ore di inglese e risenti, alla fine venne fuori il testo di I Just Can't Stop Loving You, perché tutti quanti noi scrivevamo quello che capivamo durante, diciamo, l'ascolto. Magari poi la professoressa metteva pure la pausa, ci faceva sentire 2-3 secondi, pausa, poi in altri 2-3 secondi scrivete, e noi abbiamo scritto il testo, che all'epoca era appena uscita questa canzone, questo brano, che poi è rimasto iconico, è un lento bellissimo. I just can't stop loving you. Allora, poi vabbè c'è Bad, io c'ho sia il vinile nero che il picture disc di Bad, quindi The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, vabbè sono uno più bello dell'altro, Thriller, Billie Jean, Beat It. Allora, il primo LP sono tutti grandissimi successi, il secondo ovviamente hanno scelto, ecco, per esempio Smooth Criminal,
Blood on the Dance Floor, per quanto è un po' più moderna, però sempre un grandioso successo, ma sono tutte quante belle. Earth Song è qualcosa di meraviglioso, devo dire la verità. E questo ovviamente è Number Ones di Michael Jackson, ripeto, doppio vinile rosso, e lo metto qua se non casca tutto. Vedete? Number Ones. E noi continuiamo a sfogliare questa rivista. Ok? Buongiorno, buongiorno. Si è collegato anche Honor Ash. Già. E io senza occhiali non riesco a leggere più niente. Guardate che ne... Horror Josh. Horror Josh. Horror Josh. Guardate, devo fare i zoom e cose. La vecchiaia è una brutta cosa. Andiamo avanti. L'evoluzione di The Last Ninja. Guardate, The Last Ninja fu un gioco che fece scalpore, mi pare che uscì, se non sbaglio, anche sul Commodore 64, ma anche su Amiga. The Last Ninja eh, è uno dei giochi iconici diciamo dell'epoca, senz'altro, bellissimo. The Last Ninja, Tasker, Vendetta, The Last Ninja 3, poi ovviamente uscirono anche i seguiti, il 2 e il 3, ovviamente. Guardate che bello che era The Last Ninja, l'ultimo ninja. Ecco, magari cerco di mettervelo un po' così per evitare un po' di riflessi. Bellissima, bellissima questa rivista, un tuffo nel passato. Oh, qua ovviamente c'è la pubblicità anche alla rivista videogiochi che sta lì dietro. Infatti, come vi ho detto, si fanno pubblicità. Tra l'altro, quando è uscita questa rivista, videogiochi doveva ancora uscire. Mi riferisco a questa. Oh, questa ce lo sfogliamo insieme. Ho visto che ha avuto un discreto successo, diciamo, lo sfogliamo insieme di questa rivista. Quindi vi invito ad andare a vedere nelle mie live, tra le mie live, l'ultima mi pare che ho fatto prima di questa che state vedendo, è proprio quella dedicata a quella rivista che vi ho fatto vedere. E qua è sempre dedicato a The Last Ninja, la grande guida ai videogiochi Commodore. Sonic the Hedgehog 2, altri codici da provare. Questo è per il servizio segreti. Qui vi danno i chat mode, quelli che al tempo nostro erano chiamati chat mode, per avere, che ne so, vite infinite, energia infinita, tempo illimitato, eccetera. Quelli che più semplicemente, quando io ero giovane, venivano chiamati i trainer. Cioè un gioco veniva dotato, soprattutto quando era pirata, di un trainer di livello più 1, più 2, a seconda di quante voci erano editabili. Se potevi avere soltanto vite infinite o tempo infinito o entrambe, era un trainer più 2. Se oltre a questo ci mettevate anche l'energia infinita, allora era anche più 3. E poi ci sono diciamo dei giochi che avevano trainer più 10, più 12, e ti compariva un menu enorme dove tu potevi disabilitare o disabilitare perfino la collisione tra gli sprite. Poi però non c'era più gusto a giocare, quindi quando i nemici in un gioco spaziale ti sparavano, il proiettile a te non ti colpiva mai e andava dritto per lo schermo, tu eri trasparente ai proiettili, quindi poi perdeva proprio di... Oh, vedi, un altro dei miei giochi preferiti. Io non potrei mai fare una classifica dei giochi preferiti. Qua c'è Frank Bruno's Boxing, bellissimo, che stava su Commodore 64. Questa è Elite Systems, quello a cui mi riferisco. Frank Bruno's Boxing è questo. Quanto mi piaceva questo gioco, ragazzi. Questo è bellissimo. Si giocava con due joystick, uno in porta 1 e uno in porta 2. Bisognava usarli tutti e due, uno per dare i cazzotti, destra, sinistra, uno per regolare se li volevi dare su e giù e spostarsi a destra e a sinistra o indietro così. Bellissimo, Frank Bruno's Boxing, poi con una grafica pazzesca per l'epoca, quindi veramente, veramente da applauso Frank Bruno's Boxing. Ed erano due dischetti, lato A, lato B,
Finning Boxer 1, Loading Boxer 1, e lì c'era Fling Long Shop, Canadian Crunch, non sto dicendo nomi così perché non me li ricordo bene. Fling Long Shop era il secondo, se non mi sbaglio. Poi c'era quello con l'osso al naso, c'era Fling Long Shop era il karateka che si metteva sotto e ti dava un calcio, ti buttava per terra. Il primo era, ecco, Canadian Crusher. Ce ne stanno tanti, tanti. Bello, 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 tutti gli avversari. Io questo l'ho finito tante volte, Frank Bruno's Boxing. Molto, molto bello. Comunque era uno dei tanti, Paperboy, qui viene citato addirittura Paperboy, Ghost and Goblins, Battleships. Guarda quanti giochi è. Space Harrier, che poi uscì pure il 2. Il mistero di Scooby-Doo, guardate, questa non ve l'ho fatte vedere, queste due pagine ve le faccio vedere. E qui c'è un trafiletto con il mistero di Scooby-Doo, vedete? Ma comunque è qualcosa di spettacolare questa rivista, e in questa rivista c'è questo speciale a tutti questi giochi iconici. Andiamo un po' qua, Buggy Boy, diciamo con la 4x4 con le ruote scoperte, vabbè, World Championship Soccer, Tournament Golf, vi ho raccontato più volte che noi giocavamo spesso al golf, perché ci piaceva giocare in più persone. Il golf mi pare che si poteva giocare fino in 4 a turno, ovviamente, fino in 4 contemporaneamente o anche di più. E si faceva il torneo a 18 o addirittura 36 buche, stavi i pomeriggi interi a giocare a golf. Poi vabbè, Piste Strike, quindi simulatore di volo di guerra, c'era diciamo giochi per tutti i gusti. Sul Commodore 64 sono usciti migliaia di giochi, veramente migliaia di giochi, in tutti gli anni che regnò la scena, che comandò la scena. Voi vedete lì sotto c'è un Commodore VIC 20, ma magari la prossima volta ci metto un Commodore 64 lì sotto con l'Albatros. Vedete lì dove l'altra volta c'era la lampada ci ho messo una tazza, e mi diverto così. PSP Go, questa è, ricordi hardware, una console che non ebbe tanto successo, la PSP Go, vedete? Console molto strana questa della Sony, la PSP Go. Betty Ryan, dai cabinati con grafica vettoriale alle conversioni per console Atari, la leggendaria sviluppatrice ripercorre i suoi pionieristici anni 80. Vedete? Una bella foto a tutta pagina qui. Bella questa foto a tutta pagina, Alla fine degli anni 70 le ragazze nei corsi di informatica erano pochissime, anche dopo, e anche negli anni 80, bisogna dirlo. Noi eravamo i nerd, eravamo quasi tutti maschi, i nerd, nerd patentati. Forse per ogni 10 ragazzi c'era una ragazza, così si poteva considerare. E anche in sala giochi, quando andavi in sala giochi, era quello, ogni 10 ragazzi che stavano su questi videogiochi a giocare c'era una ragazza che gradiva. Magari io che ho frequentato anche le fumetterie, perché all'epoca ero patito e sono ancora patito di anime e manga, e quindi si andava in fumetteria il sabato, e niente, c'erano diverse più ragazze rispetto alle sale giochi. Io col fatto che avevo queste mie tre passioni, era pure problematico andare ad incastrare con gli orari, che ne so, andare alla discoteca laziale a scegliere dischi, o da Remix, o da Goody Music, o da Rent Music se non leggiamo i CD, no? Da quell'altro Magic Sound a Re di Roma. Diciamo, il sabato poi non è che si poteva fare tutto, oppure si andava da Sogni di Carta, da Enzo, dal Marchio Giallo o alla Star Comics. Diciamo, c'erano diversi negozi a Roma per ogni singola categoria, e poi io andavo ovviamente da tanti altri amici pure per i videogiochi. Per quanto riguarda i videogiochi, diciamo che originali ne ho comprati molto pochi. Ho menzionato nella mia ultima live, mio padre me l'ha pure confermato durante il weekend, che abbiamo visto un pezzettino della mia scorsa live, quando ho parlato dei giochi del VIC 20 che comprai originali
a 50.000 lire l'uno. Quelli del VIC-20 ce l'ho ancora su cartuccia e quelli li comprai originali, ma poi già quando uscì, diciamo, cominciarono a uscire in edicola tutte le varie cassettine eh, che costavano poco, 7.500, 7.900, quindi capite quanto è di meno, e su una cassettina ci potevano essere tra i 5 e i 10 giochi su ogni cassettina, quindi venivano a costare veramente diciamo una sciocchezza, e allora lì diciamo non comprai più giochi originali che costavano un parecchio di più e comprai quelli delle cassettine. Poi cominciarono, dato che si era diffuso il Commodore VIC-20, ci cominciamo a scambiare all'interno della classe i giochi già su cassettina, e poi cominciarono a girare anche i primissimi floppy disk, quindi diciamo che poi di giochi originali ne presi veramente pochi. Ok, queste non so se ve l'avevo già fatte vedere queste due pagine, noi andiamo avanti, eccoci qua, andiamo avanti anche perché questa live è già durata 46 minuti. Ok, io mi vorrei attestare sempre sull'ora. Lost in Translation, le strane modifiche nei viaggi all'estero dei nostri giochi preferiti. Ecco, vabbè, questo si riferisce soprattutto alle versioni giapponesi o USA dei giochi che noi qui eravamo abituati ad avere in versione europea o italiana. E le versioni invece USA e Japan erano magari anche molto più veloci, ok? Dietro le quinte di Bulli. Bellissima questa immagine, guardate. Dietro le quinte di Bulli, ok? Benvenuti a Bullyworth. Bella, bella, bella rivista, molto bella, veramente ben fatta, ben realizzata, ben impaginata, tutta la grafica. Attività extrascolastiche. Ovviamente scrittura bianca su uno sfondo blu. Allora, Minority Report, titoli interessanti che pochi conoscono. Vedete? Quindi questi sono titoli minori che però sono degni di nota e di essere menzionati in una rivista, quindi che tanto acci non erano, perché noi ovviamente non abbiamo conosciuto tutto ciò che venne messo in commercio. Qui abbiamo Togui e Killshot, sono titoli minori che però vale la pena ricordare e menzionare in una rivista di retro gaming. Double Fine, i successi di un team nato da alcuni ex dipendenti di LucasArts riuniti in una vecchia fabbrica di zoccoli. Pensa un po' te. LucasArts che ha fatto tanti giochi, ma veramente Monkey Island, Indiana Jones. George Lucas aveva vista lunga già quando aveva in mano il copione di Star Wars. È come Sylvester Stallone, prima di lui, anche lui volle tanto, volle per forza, dice voi mi dovete far fare questo film Star Wars. E da un film, Star Wars Episodio 4, Una nuova speranza, sono arrivati ad averne fatti 9 più 2 spin-off e più una marea di serie TV. E quello che mi sforzo di dire, adesso mia figlia si sta avvicinando diciamo, a Star Wars, alla galassia lontana lontana, e niente, gli spiego sempre una cosa che è diventata una filosofia Star Wars. C'è molta politica, c'è molta guerra in Star Wars, c'è l'impero, c'è ovviamente la Repubblica che era stata riconvertita nell'impero, ci sono i separatisti che sarebbero l'opposizione, ci sono i mercanti che vogliono avere le mani in pasta dappertutto, c'è tanta storia in Star Wars, bisognerebbe seguirla
come ho cercato di seguirla io fino a un certo punto, poi abbiamo disdetto l'abbonamento a Disney Plus proprio perché era troppa roba. Ultimamente gli ho fatto vedere l'episodio 3 a mia figlia, gli è piaciuto e gli ho detto guarda adesso ci potremmo vedere l'1 e il 2 come flashback e poi andare avanti 4, 5, 6 e poi 7, 8, 9 che sono bellissimi anche quelli con tutto che sono gli ultimi usciti e poi ovviamente pure i due spin-off Rogue One e Solo a Star Wars Story. Quick Shot Python 1, questo ce l'ho, tra l'altro pure imballati, e di qua un'altra pagina dedicata a quella rivista che vi ho fatto vedere, che è Videogiochi Commodore. Come vedete, Sprea usa parecchie pagine a farsi pubblicità alle proprie stesse riviste per invogliare il pubblico ad acquistarle e venderle. Oh, Resident Evil 2. Abbiamo detto che Resident Evil dal gioco, da un semplice videogioco come anche Mortal Kombat, come altre, anche Street Fighter, mi ricordo i film di Street Fighter con Jean-Claude Van Damme, sono diventati da videogiochi anche dei veri e propri film, ma già all'epoca, alla fine degli anni 90, nei primi anni 2000, molti film presero spunto dal videogioco proprio. Resident Evil, diciamo, ha dato lo spunto per l'uscita di parecchi film, ok? Partendo appunto dalla storia che doveva essere prettamente di un videogioco. Io mi aspetterei un film anche, che ne so, su Monkey Island, su Flashback, quindi su altri giochi avventurosi, magari si potrebbe fare tranquillamente un film. E siamo arrivati proprio quasi alla fine, mancano 2 pagine, ve le faccio vedere, dietro le quinte di Resident Evil 2, dietro le quinte di Resident Evil 2, ok? E poi andiamo avanti. The Homebrew Kit, là dove il C64 non è mai giunto prima. Vedete? Benissimo. Sempre per l'Homebrew. Va bene. E qui in edicola dal 30 marzo il prossimo numero. I migliori picchiaduro Capcom, la guida definitiva a Sonic, si parlerà del Commodore 64 e di Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Eccoci qua. Le ultime 2 pagine e poi c'è la quarta di copertina. Allora, che dire di questa rivista? Molto piena di contenuti anche questa, come avete visto, c'è tanto da leggere, veramente tanto. Ci sono tantissime immagini stampate bene su una carta di ottima qualità. Bello, hanno reso benissimo sia i colori vividi, vedete i colori vividi di un'immagine, ma adesso la mia telecamera per come è settato non vi fa capire, però questo è un'immagine prettamente a colori e questa è un'immagine per esempio a colori che deve ricordare molto i fosfori rossi di una console che aveva un solo colore su cui disegnare, quindi il Virtual Boy. Bello, una bellissima rivista. Io la consiglio per quanto il prezzo è l'unico difetto di questa rivista, perché ripeto, la carta è scelta ottimamente. Come vedete, ci lavora gente valida, quindi diciamo, non è improvvisata come rivista. L'impaginazione è fatta molto bene, i contrasti per rendere più piacevole la lettura sono rispettati, quindi diciamo che
è un'ottima rivista. Io mi sento di dire che l'unico nego è il prezzo, per il resto non mi sento di criticare nulla. Poi i contenuti, ripeto, io me li leggo dopo in separata sede perché purtroppo sfogliandola con voi, se ci mettiamo a leggere pure i contenuti, una live comincia a durare 12 ore, è impossibile, non si può fare. Però diciamo che quello che vi posso far vedere io è quello che posso adesso commentare con voi, datosi che io, come sapete, non le sfoglio mai prima, le sfoglio proprio in live con voi, perciò si chiama Sfogliamo insieme, proprio la prima volta che io la apro è con voi. Devo dire che è una bellissima rivista. Adesso mi metterò nei prossimi giorni a leggere questi articoli che sembrano essere molto molto interessanti. Devo dire che Sprea ultimamente sta utilizzando parecchie pagine per fare pubblicità alle altre proprie riviste, alle altre proprie testate. Ci sta, perché certo dovendo fare pubblicità, meglio che se le fa a se stessa piuttosto che ci metti una pagina, comprate un altro prodotto, una bibita o qualsiasi altra cosa, un deodorante che non c'entra niente, diciamo, con l'argomento. Mentre Sprea ha dedicato parecchio a noi appassionati di cartoni animati. Ovviamente Sprea ha anche delle riviste dedicate ai vinili o alla musica, diciamo, rock, alla musica anni 70, 80, 90. Quindi diciamo che Sprea ci sta dando parecchia importanza a noi che abbiamo una certa età e anche per far conoscere quella che è stata la vita negli anni in cui noi eravamo giovani alle nuove generazioni, quindi ai nuovi giovani. Diciamo che questo è un punto di forza di Sprea. Che dire, grazie di essere stati qui con me, io vi invito come sempre, se vi piacciono questi contenuti e mi volete aiutare a farli girare, l'unico modo è scrivere un commento qualsiasi qui sotto, anche mettere un pollicione in su, oltre a mettere il like al video o a condividerlo anche qualora lo riteniate opportuno. Poi se vi piace veramente ciò che faccio, ciò che tratto, ciò che pubblico, io tutti i giorni pubblico almeno una compilation e ultimamente sto pubblicando delle compilation remix di sigle TV di cartoni animati, quali possono essere Dragon Ball, Pokémon, Digimon e tutte queste cose qua, un po' remixate, un po' no. Quindi mi sto dedicando alla pubblicazione di questo tipo di compilation, però fino alla settimana scorsa ho pubblicato una marea di compilation di musica disco anni 80-90, ok? Quindi qualora vi fa piacere quello che pubblico, iscrivetevi al canale. Più iscritti sono, più visualizzazioni faccio e più sono invogliato a continuare a fare questa attività che non è semplice. Io devo ringraziare mia moglie che mi dà la possibilità di tenere in piedi questo canale, perché questo canale, con tutto che adesso potrei monetizzarlo, scusate, potrei monetizzarlo, ma a me non mi va di monetizzarlo e infatti sono stato penalizzato. A me più volte a settimana mi arrivano le mail, c'è YouTube che mi dice monetizza il canale, monetizza, ma io tutto quello che pubblico, la maggior parte delle cose sono copyright, quindi io monetizzo per altri, tanto i copyright vanno lo stesso a loro, perché tutta la pubblicità che viene messa nei miei video va a finire ai rispettivi proprietari dei copyright ed è giustissimo che sia così, perché io sì, ci metto del mio, soprattutto nell'audio mi metto con dei programmi specifici a eliminare tutti i vari frusci, perché io quello che pubblico sono delle compilation e delle cose che sono complicate da trovare online, ok? Non le solite canzoni singole che si trovano, diciamo, già su YouTube, su Spotify e ovunque, no. Io pubblico ciò che è complicato da trovare, quindi soprattutto delle compilation già tutte mixate tra loro e magari si trovano solo su cassetta. Io devo digitalizzare la cassetta e se è da 60 ci vuole un'ora solo per quello. Poi vai a levare i frusci, vai a ribilanciare i suoni, quindi canale destro, canale sinistro, il bilanciamento è molto importante. Poi vai a normalizzare l'audio di tutto, diciamo, di tutto il flusso, quindi su un'ora di cassetta cerca di non rendere delle parti che si sentono più basse rispetto a delle altre che magari sono troppo altre. Bisogna cercare di normalizzare tutto il flusso e oltre a questo bisogna anche riequalizzarlo, quindi magari dove le cassette tendono ad aumentare troppo gli alti, diminuire un po' gli alti, aumentare un po' i bassi e lasciare i medi così come stanno, o magari
se ci piace di più che si senta meglio la voce, aumentare un po' i medi e tralasciare un po' più i bassi e gli alti. Quindi quella è tutta un'altra procedura, diciamo, ci sono tante cose da fare solo sulla parte audio e poi mi dedico alla creazione del video, quindi diciamo c'è parecchio lavoro dietro anche a un semplice video, una semplice audiocassetta che gira, ok? Allora, quindi grazie mille. Tutte le compilation quando lavoro a volte le metto, infatti fai bene, perché poi sul mio canale adesso ce ne sono oltre 1500, mi sembra, cioè, non ho pubblicate tante già, ma ce n'ho ancora, mi sembrano altre 3000 da pubblicare, quindi sto cercando di correre dietro e pubblicare il più possibile, ma ne uscirono veramente talmente tante. Tra gli anni 80 e 90 uscirono tantissime compilation e sto tralasciando tutte le varie compilation dei singoli autori, che ne so, preferisco pubblicare le compilation che ci sono diversi cantanti dentro, piuttosto che una compilation tutta dello stesso cantante. Poi quelle magari le pubblicherò in futuro. Ciao Renato, grazie, alla prossima. Ciao anche a te, grazie Michele. Vi saluto tutti, ovviamente sono le 12:45 e infatti è un'ora precisa, un'ora e un minuto che sono in live di questo 12 febbraio 2026. Oggi è giovedì. Io auguro buon pranzo a chi sta andando adesso in pausa pranzo, magari fa pranzo dall'1 alle 2. Buon pranzo, buon pomeriggio, buona serata a tutti, buon proseguimento di giornata. Andate a vedere tutti i link che sono sopra, che passano sopra, lì adesso c'è scritto la galassia lontana lontana, sicuramente quello è Star Wars Store.it, c'è il sito legolando.it che sta passando adesso, ma per partire e trovare tutti i link dovete partire da www.classe74.it. quello è il mio sito principale, lì troverete i link a tutti gli altri siti. C'è un link che non funziona più perché ho disdetto l'abbonamento del dominio, che da renijstore.it è diventato renij.it, anche perché poi ho in mente di fare delle cose un po' diverse con questi domini e quindi poi riorganizzerò tutti questi siti sotto un unico sito più grande, che poi è ovviamente renatodevita.it, però diciamo verrà tutto un po' riorganizzato. Ho delle idee, però ci vuole tanto tempo per realizzarle dal punto di vista grafico, bisogna farle funzionare sia su PC che su telefonino, diciamo ci vuole tempo, diciamo ci vuole tanto lavoro e quindi bisogna dedicarci diciamo un bel po' di tempo. Ok, detto questo io vi saluto, vi ringrazio, vi lascio con la sigla finale che è sempre la solita, Reni Retro, perché ovviamente per ogni cosa c'è una sigla, quindi Reni J c'ha una sigla, Reni Retro c'ha un'altra sigla, Reni Tunes c'ha un'altra sigla. In questo caso vi lascio con la sigla di Reni Retro. Buon pomeriggio a tutti, abbiamo visto Retro Gamer, la rivista l'abbiamo sfogliata insieme e abbiamo fatto l'unboxing di Michael Jackson Number Ones. Ok? Grazie a tutti di nuovo e a presto. Ciao!